Svolta nelle indagini sulla maxi rissa che si è verificata nella zona del porticciolo di San Leone ad Agrigento la notte tra il 3 e il 4 settembre, i poliziotti della sezione della squadra mobile agrigentina sono riusciti ad individuare tutti i partecipanti alla zuffa, che è stata ripresa in un video diffuso sui social. Si tratta di 9 ragazzi di Agrigento e Favara tra i 14 e i 20 anni, denunciati per rissa. 7 sono minorenni. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Agrigento e dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Palermo. I particolari dell'operazione sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa alla presenza del capo di gabinetto Antonio Squillaci, del direttore della Volanti Manuel Montana e del responsabile divisione Polizia Anticrimine Daniele Girolamo. Buongiorno a tutti. Come avete saputo, tra il 3 e il 4 settembre si è verificata una violenta rissa tra diversi giovani nella località balneare di San Leone, precisamente il Porticciolo, che è una zona spesso frequentata dalla movida argentina, in particolare nel periodo estivo. Le immagini della rissa si sono diffuse rapidamente sui social. Da lì noi come forze di polizia abbiamo appreso che si era verificato questo episodio increscioso, che avevano partecipato diversi giovani, tutti giovanissimi, un'età compresa tra i 14 e i 20 anni. Per questa ragione, visto che c'è una particolare attenzione da parte della Questura per prevenire fenomeni di questo tipo, soprattutto nel periodo estivo, gli uomini poliziotti della sezione Volanti si sono attivati per cercare di identificare prontamente i partecipanti alla rissa. Chiaramente sono state avviate attività investigative, sono state attivate le fonti, e da lì si è cercato di ricostruire i fatti, identificare e attribuire le generalità a queste persone. Si trattava ovviamente di giovani non noti alle forze dell'ordine, in quanto tutti giovani appartenenti a buone famiglie. Per questo motivo, dopo aver identificato i primi giovani, sono stati convocati in ufficio per cercare di comprendere le ragioni della rissa. Il parapiglia tra le due comitive è scoppiato per una parola di troppo. Alcuni dei rissosi erano sotto gli effetti di bevande alcoliche. Inoltre, a carico degli stessi è stato irrogato il provvedimento del cosiddetto DASPO fuori contesto, firmato dal questore Rosa Maria Iraci, che è già stato notificato agli interessati dal personale della divisione Polizia Anticrimine. Ai 9 ragazzi sarà fatto divieto di accesso e di partecipare a tutte le manifestazioni sportive per 2 anni ai minorenni e per 3 anni ai maggiorenni, per prevenire eventuali condotte pericolose per l'ordinario e pacifico svolgimento delle manifestazioni sportive. Per cercare di prevenire questi fenomeni violenti delle risse legate soprattutto al fenomeno della movida, in particolare nella stagione estiva, fenomeno violento che si cerca sempre di prevenire. Per questo motivo si è subito intervenuto da parte della Questura cercando di identificare i soggetti coinvolti nella rissa in modo tale da deferire l'autorità giudiziaria per il reato di rissa e poi intervenire con questi DASPO in modo tale da prevenire anche fenomeni di violenza che possono verificarsi in occasione degli eventi sportivi. Sì, DASPO che sono stati combinati dal questore di Agrigento su proposta della divisione anticrimine, che subito si è attivata appena ha ricevuto le notizie di reato riguardo a questi 9 soggetti, 7 minorenni e 2 maggiorenni. Il DASPO prevede peraltro nel numero di 2 anni di divieto e 3 anni di divieto ai maggiorenni, che questi possano partecipare, prendere parte sia come proprio attori, diciamo, ma anche come spettatori, che è la classica situazione, ma anche stare nelle vicinanze dei luoghi in cui si svolgono le competizioni sportive di qualsiasi tipo, tutte le competizioni che avvengono sotto l'egida del CONI, quindi non soltanto quelle calcistiche classiche, ma anche un basket, pallavolo, qualsiasi competizione sportiva. Appena hanno appunto appreso che circolava questo video e l'hanno visionato, poi è stato tempestivo sia l'attività investigativa che la raccolta delle fonti informative, perché si trattava di un video dove i soggetti erano completamente sconosciuti perché incensurati. Quindi sono state date delle fonti che hanno consentito di trovare già il primo responsabile e poi da questo si è partiti, no, come una tela di Penelope a trovare tutti quanti gli altri corresponsabili. Poi, una volta poi avuta fatta l'informativa di reati informata RG, si è passata alla fase appunto preventiva della combinazione dei DASPO, cioè divieto di incontro o divieto di partecipazione agli incontri sportivi,
Quindi poi l'intervento successivo, ma immediato pure, il tutto si è esaurito in 7 giorni e forse neanche, da parte della divisione anticrimine, che è appunto la longa manus del questore in tale settore. La polizia è sempre attenta a monitorare questi fenomeni violenti che si possono verificare soprattutto il sabato sera, e un appello che mi sento di fare è quello di avvisare subito le forze di polizia, le forze dell'ordine, qualora si dovesse assistere a questi episodi. Quindi prima di utilizzare il telefonino per riprendere queste scene, utilizzare il telefonino per avvisare le forze di polizia.